Chiudere lo sport calcio, Alessandro Calori sarà l'allenatore del Portogruaro anche in Serie B, trovata pure una soluzione per lo stadio. Sentiamo. Ieri sera il presidente si è incontrato con l'allenatore, con mister Calori e hanno concluso, hanno trovato l'accordo per proseguire insieme. Quindi la conferma di Calori? Conferma di Calori, che era il primo passo da fare. Primo tassello messo a segno, quello dell'attesa riconferma del mister Alessandro Calori, che ha trascinato il Portogruaro Summaga in Serie B. Ora si pensa alla squadra. Faremo prima il punto di situazione dei giocatori in essere, e quelli che hanno fatto bene e quelli quindi meritevoli di conferma. E ora grande festa di promozione, un'emozione intensa e altrettanta soddisfazione, soprattutto pensando a Dino Mio, il patron, scomparso di recente, che fortemente ha voluto questa scalata. Per noi è una soddisfazione particolare perché ci è venuto a mancare 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, il papà, che era un appassionato di calcio e che ha portato avanti quest'idea della Serie B. Già, soddisfazione, ma adesso bisogna pensare oltre alla squadra anche all'impianto glorioso velodromo con annesso stadio. Segretario, che cosa comporta il Portogruaro Summaga in Serie B, soprattutto per problemi legati allo stadio? Comporta intanto uno stadio da 10.000 posti, almeno questa è la normativa vigente. Ma qualche notizia è già trapelata. La commissione stadi ha dato parere positivo. Si dovrebbero costruire 2 tribune laterali provvisorie per arrivare ad almeno 5.500 posti dai 3.400 attuali. Manca l'ok definitivo del Consiglio nazionale della Lega, ma già Udine e Trieste hanno offerto eventualmente l'ospitalità al Portogruaro. Buonasera da Venezia, vi lascio a Treviso.